Sarà un fine settimana, quello dell'8 al 9 marzo, che di festa, di allegria, ma soprattutto pieno di colori, visto con la fiera del florivivaismo di Bessica di Loria, ma anche pieno anche di gusti, di enogastronomia, abbinata appunto all'antica fiera di Valdobbiadene, ma in entrambe è presente anche l'artigianato locale, tante realtà, coinvolgendo anche artisti locali, quindi un fine settimana che speriamo sia anche di bel tempo, che unisce due realtà trevigiane importantissime e storiche, e da tanti anni sono anche gemellate fra loro. Domenica 9 marzo l'inaugurazione della fiera di Bessica sarà alle 9:15 e quella dell'antica fiera di Valdobbiadene sarà alle ore 11. Ad entrambe, come di consueto ogni anno non manca mai, sarà presente anche il nostro presidente Luca Zaia. Valdobbiadene ha sicuramente il prodotto principe, che è il Valdobbiadene di OCG, ma insieme a questo ci sono tantissime altre attività che saranno presenti in piazza Valdobbiadene l'8, il 9 e il 10 di marzo, ed è appunto una fiera che vede la presenza di più di 100.000 visitatori proprio nel mondo agricolo, ma non solo. In questa occasione saranno fatte varie attività sia culturali, di intrattenimento, ma soprattutto anche poi di settore, quindi grazie alle associazioni di categoria, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, si metteranno insieme per affrontare le problematiche, in questo caso nel mondo agricolo. Ci sarà anche Confartigianato che comunque porterà dei convegni anche essa sull'intelligenza artificiale e altre attività sempre collegate appunto all'evoluzione dei tempi per essere sempre all'avanguardia. Su questo si ringrazia l'amministrazione comunale di Valdobbiadene, che è l'organizzatrice della fiera, e dei tantissimi volontari impegnati costantemente per la buona riuscita di queste 3 giornate. La fiera di Bessica ormai è diventato un simbolo della nostra comunità, del nostro comune, perché proprio ormai con questa fiera ci siamo fatti conoscere in tutto il territorio regionale, anche perché proprio nel nostro territorio trovano e vivono parecchie aziende florovivaistiche che si sono fatti conoscere nel territorio proprio nelle varie fiere, nei vari mercati di tutto il territorio del Veneto. E quindi per noi è un motivo di vanto, è un motivo di orgoglio, e con questa manifestazione riusciamo a rappresentare proprio il meglio della nostra attività florovivaistica. È una fiera pluricentenaria che si sta rafforzando sempre di più di anno in anno. È un momento importante per centinaia e centinaia di persone che lavorano nell'agricoltura, nella viticoltura principalmente, ma anche nell'artigianato, le piccole produzioni locali, tutto quello che negli 3 giorni di fiera viene esposto e presentato. Sono sempre grandi aspettative, tante persone che collaborano perché l'evento si svolga in sicurezza nel miglior modo possibile, ma dobbiamo sempre ricordarci che sì, c'è divertimento, ma in realtà è grande lavoro, quindi per questo ci impegniamo affinché la Fiera San Gregorio dia la possibilità a tutti non solo di mostrarsi, di mostrare le bellezze di Valdobbiadene in tutto il mondo, ma anche che dia la possibilità all'agricoltura, all'artigianato, alle attività produttive di poter lavorare e pianificare il lavoro di tutto un anno. Gli obiettivi sono quelli di ogni anno, di portare un sacco di gente, arrivare al record storico che è di 110.000 presenze, con quasi 300 espositori, 6 giardini in piazza, di progettisti e giardinieri professionisti, e una sinergia sempre più forte con l'amministrazione, perché quando le cose nascono bene, insomma, è meglio continuarle.